Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Due giovani, uomo e donna, entrambi di 22 anni, sono rimasti seriamente feriti ieri sera per un'uscita autonoma in sella alla motocicletta su cui viaggiavano nella periferia di Gemmona del Friuli. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Tolmezzo, sul luogo del sinistro per i rilievi di legge, il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo impattando violentemente contro un muro di un'abitazione. Entrambi sono finiti a terra. Il giovane è stato trasferito d'urgenza a Udine in gravi condizioni, mentre la ragazza è stata trasportata al nosocomio della cittadina collinare per accertamenti sanitari. Sul luogo dell'incidente hanno operato i vigili del fuoco del locale di staccamento per la pulizia e messa in sicurezza della sede stradale. Lo screening sierologico avviato sul personale scolastico ha consentito di individuare tempestivamente un caso di Covid-19 tra gli insegnanti di una materna a Gorizia. Il docente, che risiede nel Manzanese, dopo essere risultato positivo al test sierologico per il coronavirus, è stato sottoposto come da protocollo a tampone. Quando anche quest'ultimo esame ha dato esito positivo, sono state attivate dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, in forma precauzionale, le misure di contenimento del virus. La scuola è stata quindi chiusa per la sanificazione di tutti gli ambienti e tutto il personale, i bambini delle due classi coinvolte e i loro genitori, per un totale di 50 persone, verranno ora sottoposti a tampone. È stato arrestato dagli agenti della Criminal Pol lo scorso 13 settembre a Montpellier in Francia, dove si trovava in latitanza, il 52enne marocchino su cui pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Udine per vari reati commessi in Friuli e nel nord Italia. L'uomo deve scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 23 giorni. Secondo il capo di accusa, il marocchino era il capo di una banda criminale ben radicata nel nord Italia, specializzata nello spaccio di droga. Il soggetto era finito in manette nel 2006. Durante un normale controllo stradale a Palmanova, all'interno della propria autovettura, gli erano stati trovati 10 kg di hashish. Finito in cella era riuscito, grazie al solito sistema, a finire ai domiciliari, dopodiché ne aveva approfittato per far perdere le proprie tracce. Ma il certosino lavoro degli agenti della squadra mobile della questura di Udine, da veri segugi, ha fatto sì che la sua latitanza abbia avuto termine. In corso le operazioni di estradizione. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.